Coronavirus, cresce l'epidemia in Veneto, il governatore Zaia: stiamo preparando un piano Marshall per la sanità per far fronte al picco di ricoveri. Primo giorno di serrata delle attività commerciali come previsto dal nuovo decreto, serrande abbassate, poca gente nei centri storici. Idropulitrici con prodotti igienizzanti in azione a Padova per la sanificazione della città, scene viste in Cina alla TV si ripetano anche nel cuore del Veneto. Ma c'è chi non rinuncia allo spritz, la partita a carte, chi affolla il cimitero per un funerale nonostante i divieti, fioccano le denunce variati, da ora controlli severi contro chi crede di fare il furbo. Coronavirus, Verona Calcio decide per l'autoisolamento, l'Hellas ha giocato domenica scorsa contro la Samp. Gli eroi che combattono la battaglia contro il coronavirus nella corsia, striscioni di ringraziamento davanti agli ospedali della Marca. E continua l'appello a stare a casa da quello commovente della Onlus che si occupa di bimbi malati di tumore ad esponenti del mondo dello spettacolo. State a casa. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri notiziari. Ancora una volta apriamo per parlare dell'emergenza coronavirus e vi proponiamo subito l'intervista al presidente Luca Zaia. I casi in Veneto continuano a salire, siamo arrivati a 1318 positivi e sono saliti di 269 i casi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio, 30 i decessi complessivi dall'inizio del contagio e sono 308 i ricoverati in area non critica, 83 i pazienti in terapia intensiva e sono 2 in più rispetto alla precedente rilevazione. Dunque vedete, stanno continuando ad aumentare drasticamente questi numeri nonostante le misure messe in atto, misure che di fatto devono essere rispettate. Lo stiamo dicendo da giorni, lo stanno dicendo gli esponenti del governo, ma non solo, anche le categorie sindacali, lo stanno dicendo insomma tutti quanti. Allora sentiamo subito il presidente Zaia ai nostri microfoni. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare. Un piano Marshall per la sanità veneta per far fronte ad una situazione di emergenza mai vista prima e che secondo le proiezioni degli algoritmi sulla crescita dell'epidemia potrebbe presto raggiungere livelli drammatici, anche perché, prosegue il Presidente, il dato dei contagiati è riferito solo alle persone sottoposte a tampone, molti altri potrebbero essere asintomatici e contribuire alla diffusione del virus inconsapevolmente, di qui l'importanza di stare a casa. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Giusta dunque, secondo il governatore, l'ulteriore stretta del governo alle aperture di negozi ed attività per evitare ai cittadini occasioni di uscire ed ancora l'appello a restare a casa e al senso di responsabilità di tutti. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate, cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare. Serve l'impegno di tutti, prosegue Zaia, che risponde anche ai medici di famiglia sulle difficoltà di rifornire tutti con mascherine. Addirittura una partita di 500.000 mascherine è arrivata allo snoganamento ed è letteralmente scomparsa, ha raccontato il governatore. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna.
Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini ospedali, ma portiamo di volta in volta. Infine, l'appello ai donatori di sangue, perché la paura di questi giorni ha fatto calare in modo preoccupante le donazioni. Un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza. Non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Allora, è entrato in vigore il nuovo decreto del governo, andiamo a vedere chi deve chiudere necessariamente e chi invece tiene aperto. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Non è serrata totale, ma tante sono le nuove limitazioni introdotte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in serata. Il provvedimento sospende dunque le attività di bar, pub, ristoranti per tutto il giorno e non solo dopo le 18, mentre restano garantite le consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni tipo. Saranno invece aperti tabacchi, lavanderie ed edicole. Potranno lavorare anche particolari categorie come idraulici, meccanici, benzinai e pompe funebri. Le industrie resteranno aperte ma solo con adeguate misure di sicurezza, cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio, a cominciare dalla sanificazione dei luoghi di lavoro. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione e le aziende sono invitate a incentivare ferie, congedi retribuiti e smart working. Accolte quindi le richieste delle associazioni industriali a partire da Confindustria Veneto, che aveva chiesto con forza di scongiurare lo stop totale. Garantiti i servizi bancari, assicurativi, postali e i trasporti, con possibili riduzioni però per quanto riguarda quelli locali. Le regioni decideranno caso per caso, operativi taxi ma anche treni, aerei, trasporti marittimi. A definire le modalità interverranno accordi locali tra aziende, regioni e sindacati. Con il nuovo giro di vita il Premier Conte ha inoltre annunciato anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con ampi poteri. Si tratta di Domenico Arcuri, l'uomo attualmente alla guida di Invitalia. Dovrà coordinare gli acquisti per le strutture sanitarie e potrà anche dare il via a nuove linee di produzione, strumenti che gli stessi ospedali veneti attendono con ansia. E allora adesso iniziamo il nostro viaggio nel Veneto e per collegarci proprio a questo servizio andiamo in territorio vicentino, andiamo a vedere come ha risposto la città al nuovo decreto. Mercoledì 12 marzo, Piazza dei Signori a Vicenza e come potete vedere deserta, poche persone che ancora escono, magari di corsa per fare una spesa, per prendere le ultime cose che servono per poi tornare in casa. L'ultimo decreto del governo ha portato alla chiusura di tutti gli ultimi bar, ristoranti che erano ancora rimasti aperti, che c'era il decreto precedente che prevedeva la chiusura alle 18. Da oggi tutto è chiuso, la città di Vicenza si ferma. Una città sempre più deserta, i pochi che escono lo fanno con passo veloce, lo stretto necessario. Attorno nella piazza, sotto i portici, ci sono solo serrande abbassate di bar, ristoranti, negozi. Chi aveva già chiuso nelle scorse ore, altri con il nuovo decreto. Al lavoro qualche addetto alle consegne, il passo è veloce, ci si incrocia con qualcuno, ci si parla da lontano come fanno queste ragazze, un saluto e poi via. Qui siamo in Corso Palladio, anche qui poco cambia la situazione, pochissima gente, chi si muove per fare la spesa o per motivi di lavoro. Ha fatto scorta? No, per lavoro, sì, certo, ho un tesserino per cui io posso circolare, poi mi metto a riposo. Comunque ha fatto scorta per i prossimi giorni? No, non scorta, è una spesa normale. Senta, questo decreto nuovo che blocca tutto, chiude tutto, come lo vede? Mi affido a questo decreto con fiducia. Spero che quello che si fa serva a qualcosa, ma io ho la famiglia lontana. E come si fa a stare con la famiglia lontana? Va bene. Questo decreto però ci voleva, secondo lei, questo decreto di chiusura completa? Sì, ci voleva, assolutamente. Grazie. Sospesa l'apertura al pubblico degli uffici licenze, armi e passaporti della Questura di Vicenza. Ridotto il servizio degli uffici postali, 3 quelli aperti a orario continuato fino alle 19.05 a Vicenza, in via Mercato Nuovo, a Schio e in centro a Bassano. Mezza giornata per altri uffici sparsi per la città e il territorio, altri aperti un giorno sì e uno no. In centro, piazzetta San Lorenzo, resiste il mercato, ma solo di generi alimentari.
Usciti dal centro storico con la macchina abbiamo percorso quelle che fino a qualche settimana fa, prima del contagio, erano le vie di maggior traffico cittadino. Oggi sono desolatamente vuote. Adesso a Padova con le immagini delle operazioni di sanificazione della città. Tute bianche, mascherine di protezione, getti igienizzanti con un prodotto altamente specifico, un liquido a base di sali quaternari d'ammonio, oli essenziali, detergenti. Scatta alle 7 di mattina la sanificazione di piazze, marciapiedi e strade a Padova, nel primo giorno di chiusura generalizzata delle attività per il coronavirus. E in stazione un intervento massiccio con le idropulitrici su marciapiedi, fermate degli autobus e rastrelliere con le bici ferme da qualche giorno. Dalla stazione ai quartieri fino al centro storico deserto, pochissime persone, strade vuote mentre gli operatori di Era lavorano senza sosta. La pulizia ha toccato luoghi simbolici della città. Sotto il getto di disinfettante finiscono anche i leoni dello storico caffè Pedrocchi, tanto amati dai bambini padovani che adorano salirci sopra e farsi scattare le foto. Un rito giornaliero che ormai non si vede più da settimane qui in città, una città che ha risposto all'invito rivolto dal sindaco di rimanere a casa. Adesso invece andiamo a Treviso, dove accanto ai vigili urbani questa mattina c'era anche il sindaco per un sopralluogo in città, ma soprattutto nei parchi pubblici. Gli uomini della protezione civile sono arrivati anche in Restera per monitorare la situazione e far rispettare le distanze e sconsigliare passeggiate, un modo per sostenere le forze dell'ordine in queste ore chiamate a monitorare l'attuazione del nuovo decreto governativo e punire comportamenti scorretti. L'avviso del comune è stato affidato anche a diversi cartelli: state a casa, il refrain. In ronda per tutta la giornata con vigili urbani e volontari anche il sindaco Mario Conte, che da domenica sta invitando tutti i trevigiani a usare il buon senso. C'è ancora qualche furbetto che più che furbetto è un irresponsabile, un incosciente. Non si rende conto del danno che può provocare nel continuare a mantenere aperta la propria attività, seppur il Ministero prevede la chiusura, oppure nel continuare ad aggregarsi in gruppo con altre persone. Oggi siamo chiamati tutti a un grande gesto di responsabilità. Resta una città che sta trattenendo il respiro in attesa di capire se i sacrifici serviranno. Strade e piazze si sono gradualmente svuotate. Mi viene da piangere veramente nel vedere la città deserta, una città fantasma, però vedo anche una città responsabile, la città consapevole che c'è un problema, una città consapevole che la stiamo gestendo nel migliore dei modi e che la situazione è abbastanza sotto controllo, ma che non va sottovalutata. Oggi dobbiamo ognuno di noi fare la nostra parte, dobbiamo ragionare da comunità e non da singoli, dobbiamo mettere da parte gli interessi personali e dobbiamo mettere al centro gli interessi dell'intera comunità. Altre notizie che intanto l'ANSA sta battendo, questa arriva da Padova, perché 3 mezzi della protezione civile dotati di altoparlanti percorreranno da stasera le strade di Padova per informare i cittadini sulle prescrizioni del governo per impedire l'ulteriore diffondersi del coronavirus. Quindi vedete, ogni comune si sta davvero attrezzando con tutti i propri mezzi per ripetere, continuare a dire alle persone di stare a casa. Adesso invece sentiamo le parole del sottosegretario agli interni, il vicentino Achille Variati. Sapete che ci sono già state tantissime denunce, tantissimi controlli, quasi 4.000, alcune denunce sono il caso del dentista del Rodigino che si era recato nel suo studio professionale che si trovava in un altro comune, violando dunque le norme del decreto, e poi una agenzia di pompe funebri del Veronese di Bussolengo che ha organizzato, nonostante non fosse possibile, comunque un funerale durante il quale erano presenti circa 30 persone. Allora sentite le parole del sottosegretario Variati. Ciascuno di noi deve avere un comportamento responsabile e la responsabilità di ciascuno diventa responsabilità collettiva. Da ieri sono iniziati dei controlli molto serrati che aumenteranno nella giornata di oggi e poi nella giornata di domani. I controlli nel Veneto sono stati dai 2.500 a 3.000 solo nella giornata di ieri. In tutte le prefetture
gli orientamenti sono di passare sostanzialmente da ammonizioni, da avvisi alle sanzioni. Quando un cittadino non rispetta le norme di legge in questo stato di emergenza del Paese, incorre non solo in un reato di cui è il 650 del Codice Penale, ma un giudice potrebbe eventualmente imporgli anche reati legati alla tutela della salute pubblica, che sono molto più gravi. Quindi attenzione alle dichiarazioni mendaci. Io stesso, per venire qui oggi, avevo la mia autocertificazione. Tutti devono avere l'autocertificazione quando si muovono, deve essere un'autocertificazione che dice la verità e quindi essere pronti poi a dei relativi controlli. Il comportamento irragionevole ancora di alcuni cittadini e persino di qualche commerciante sono non solo da condannare, ma fanno parte di voci distorte di un'idea invece di comunità che sta reagendo in modo unitario per il bene del Veneto. Altre norme contingenti, norme particolari saranno emesse anche, interpretazioni, scusate, della norma saranno fatte anche per i cantieri, perché anche lì ci sono alcune questioni che devono essere garantite da qui ai prossimi giorni. Ai ragazzi e ai giovani voglio dire questo, attenzione, il virus non conosce età, passa da una parte da un corpo a un altro con grande velocità e non è vero che voi ragazzi, voi giovani siete automaticamente esenti, anche se avete maggiori autodifese. E poi attenti, perché voi potreste essere contagiati e portare il virus ai vostri genitori e ai vostri nonni. Non fatelo. Le parole del Patriarca di Venezia: grazie per il vostro sacrificio, state dando una testimonianza commovente che va al di là di ogni dedizione professionale, siete coinvolti, siete in prima linea, siete a contatto quotidiano con il rischio. Sono le parole contenute all'interno di un video che è stato inviato proprio ai medici che stanno lavorando negli ospedali dal Patriarca di Venezia. E oltre ai medici ci sono ovviamente anche i medici di base in prima linea, come tanti altri professionisti. Stanno lavorando però la maggior parte delle volte senza mascherina e senza la possibilità di disinfettare anche soltanto le loro mani. Li abbiamo ascoltati. I medici in quarantena sono non tantissimi, sono 4. Uno tra l'altro adesso finisce, ma non tanto la quarantena, ma era uno dei medici di Go che poi è stato male con una polmonite. Abbiamo un collega da ieri ricoverato in terapia intensiva, intubato a Schiavonia. E abbiamo tanti colleghi che sono in attesa di tamponi o di risultati. In prima linea anche loro stanno lavorando senza sosta da settimane. I medici di famiglia sono tra le categorie più esposte al contagio. A fatica stanno riuscendo a mantenere aperti gli ambulatori grazie alle sostituzioni e a 60 giovani specializzanti di medicina generale che hanno dato disponibilità ad entrare in servizio. Siamo senza dispositivi di protezione, mancano guanti, mascherine e tute, denuncia il presidente regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Riceviamo pochissimo, tant'è che abbiamo fatto un ordine per pagarle noi, perché è praticamente risibile, tanto per capirci abbiamo 2 mascherine al giorno e 5 paia di guanti. Questo fa diventare difficile il mantenimento di una attività importante che facciamo, che è quella delle domiciliari programmate. I medici hanno lasciato a casa le segretarie, lavorare così è difficilissimo e tra i servizi che sono stati ridotti drasticamente ci sono le visite programmate ai pazienti con serie patologie, quelle che normalmente si fanno a domicilio con cadenza settimanale. Queste nella regione Veneto sono 16.000. Il problema qual è? È che andare in casa di queste persone senza le protezioni, cioè senza maschera, senza guanti, senza camice monouso, si rischia che sia io
a portargli il contagio in casa. I consulti sono solo telefonici, aumentano anche le patologie legate allo stress causato da questa emergenza. Crisara ricorda inoltre come comportarsi in caso si venisse a contatto con un paziente positivo al coronavirus. Deve chiamare il medico di famiglia e sicuramente, essendo stato un contatto stretto, quindi sono definiti queste cose, il medico allerterà attraverso la COT, il sistema di prevenzione, e saranno loro a decidere se fare o non fare il tampone una volta, però in linea di massima con i contatti stretti i tamponi si fanno. E continuano le attestazioni di stima, sostegno e gratitudine nei confronti degli operatori sanitari dopo lo striscione che era apparso davanti all'ospedale di Conegliano, che aveva commosso per sua stessa missione anche il direttore generale Francesco Benazzi. Nella notte appena trascorsa ne sono stati appesi altri che ringraziano gli operatori sanitari, eroi del Cafoncello di Treviso, del San Giacomo di Castelfranco Veneto e della Casa di Riposo di Vedelago. Ancora troppe persone stanno sottovalutando la gravità del virus. Questa volta andiamo a Marghera, dove parla Emanuela Celante, che è il padre e il marito in terapia intensiva, e lancia un appello a tutti. La mortalità è vero che è bassa, ma c'è, e questo virus colpisce tutti. E quando incontra qualcuno di più fragile, non ha pietà. E se voi pensate che, vabbè, poi tanto si finisce in terapia intensiva, sì, loro fanno di tutto per tirarti fuori, ma non sta scritto da nessuna parte che si debba arrivare a questo, perché voi vi scocciate a stare a casa. Io vi chiedo, vi supplico, statevene a casa. Infermiera titolare di uno studio di estetica e Mestre, Emanuela ha 42 anni e da 15 giorni il coronavirus sta sconvolgendo la vita della sua famiglia. È appena uscita dalla quarantena preventiva assieme al figlio di 7 anni e alla madre di 76. Suo padre e suo marito di appena 42 anni invece sono ancora in terapia intensiva. Ieri papà ha dovuto gli hanno fatto una tracheotomia perché non peggiorava ma non migliorava nemmeno, e quindi diciamo i medici hanno optato per questo step successivo che ad oggi in 24 ore ha dato già dei miglioramenti, quindi insomma ha fatto del bene a papà. Mio marito invece ieri era stato estubato, però purtroppo oggi l'hanno rintubato di nuovo in via preventiva per un'infezione batterica. Per Emanuela non è stato facile uscire allo scoperto e raccontare il suo dramma in un video che ha diffuso su internet con decine di migliaia di visualizzazioni, ma era troppo anche il dolore nel vedere tanta gente che ha la fortuna di stare bene continuare a comportarsi come nulla fosse. Non intasate le terapie intensive per la vostra leggerezza. Il coronavirus colpisce tutti. Non è un gioco, non è uno scherzo. Io vi voglio dire solo una cosa: non tocca sempre solo gli altri. Io ci sto mettendo la faccia e vi sto raccontando la mia storia, quello che sta facendo alla mia famiglia. Può toccare a chiunque. Adesso vi raccontiamo una storia positiva, che è quella che arriva dal veneziano. I ragazzi di generazione 90 stanno facendo la spesa per gli anziani che appunto per l'emergenza non possono uscire. Guardate. A novembre si sono fatti conoscere e apprezzare come gli angeli dell'Acqua Alta. I giovani di generazione 90 tornano a proteggere la città mettendo a disposizione braccia, gambe e un sorriso per consegnare gratuitamente la spesa a domicilio agli anziani che non possono muoversi di casa per evitare il rischio contagio dal coronavirus. Abbiamo iniziato più o meno domenica. Venezia si svegliava in una situazione molto complicata, dalla sera alla mattina si trovava in zona rossa e nessuno sapeva bene cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto l'unica cosa che tendenzialmente di solito ci viene abbastanza bene, cioè quella di metterci al servizio di chi ne ha più bisogno. E così abbiamo iniziato. Grazie alla chiamata tantissimi volontari si sono messi a disposizione, adesso ne contiamo circa una quarantina e copriamo tutto il territorio della città di Venezia, comprese Lido, Murano
e Giudecca. Si è così creata una bella rete di solidarietà che opera però con criteri molto rigorosi. Seguendo tutte le regole e le norme messe a disposizione dall'OMS e dal Ministero della Salute, perché prima di tutto ci interessa salvaguardare la salute dei nostri volontari che agiscono, e lo ripetiamo sempre, gratuitamente, ma sia soprattutto delle persone che andiamo ad aiutare, perché spesso sono anziani in difficoltà. Quello che ci viene meglio sicuramente è fare un lavoro di vicinato, di vicinanza. Cerchiamo di mandare persone che vivono già vicino alle persone che vanno ad aiutare, proprio per evitare di girare troppo per la città. Infine un incoraggiamento che fa bene al cuore di tutti noi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, trovate tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, Generazione 90. Ci sono 2 numeri da chiamare, uno per prenotare le spese, uno invece se avete delle domande, delle curiosità. Non ci resta altro da dirvi che andrà tutto bene e ne siamo sicuri e insieme ne usciremo. Andiamo a Verona, la notizia riguarda l'Hellas Calcio, la squadra si avvia alla quarantena o più precisamente verso l'autoisolamento. La notizia della positività al virus di Manolo Gabbiadini comporta l'applicazione, come sapete, del protocollo previsto in questi casi. Il Verona ha giocato domenica contro la Sampdoria e quindi tutti i componenti del gruppo giallo-blu, dai giocatori allo staff, alla dirigenza, sono stati posti in auto-isolamento, non potranno avere contatti con nessuno. Questa notizia è arrivata da pochi minuti in redazione ed è arrivata proprio attraverso il comunicato stampa della squadra di calcio. L'emergenza preoccupa tutti, in particolar modo ovviamente chi è malato. Abbiamo chiesto alla presidente di Team for Children, la Onlus Padovana, che si occupa di bimbi e malati oncologici, di lanciare un messaggio. Allora sentite che cosa ci hanno mandato. Non è vero che la bambina moldava che abbiamo fatto arrivare noi, che ha 3 anni, non farà le cure. Non è vero, sono state posticipate giustamente dai medici per evitare che esca e per evitare che si trovi in situazioni con altre persone, perché frequentando i reparti ovviamente si possono incontrare altre persone. Dovete stare a casa, dovete ascoltare quello che vi dicono, dovete non essere egoisti, ma pensare a chi non sta bene. I nostri ragazzi di Teen Zone hanno anche fatto un video di loro spontanea volontà che ha pubblicato anche il presidente Zaia. Vi chiedono di stare a casa perché loro rischiano tanto, non possono ammalarsi, non possono contrarre il virus, non siamo tutti sani, ci sono persone che hanno altre patologie e comunque mi sembra che anche le persone sane si possono ammalare di questo virus, possono stare male. Quindi perché sto parlando, perché sto condividendo, perché i ragazzi hanno fatto il video? Per dirvi che bisogna stare a casa, bisogna avere rispetto di noi stessi e delle altre persone, soprattutto delle persone che hanno altre patologie. Ve lo chiedo, vi prego, state a casa, fate questo piccolo sforzo per salvare tante vite, fatelo, dovete farlo per senso civico, per amore vostro e per amore di chi non sta bene. Grazie. Tanti appelli anche da VIP e cantanti del nostro territorio, vi facciamo ascoltare quello della trevigiana Sabrina Salerno. Per una questione di rispetto per noi stessi, per gli altri, mi raccomando ragazzi, rimaniamo a casa. È fondamentale, la nostra salute è il bene in assoluto più prezioso che abbiamo, quindi rimaniamo a casa, facciamo tutte quelle cose che non riusciamo mai a fare perché viviamo a 100 all'ora, tipo, non so, mettere a posto i cassetti, i documenti. Finalmente io posso guardare le mie serie, Netflix, senza sentirmi neanche un po' in colpa. Posso leggere, posso fare quello che voglio. Occuparmi di me stessa, occuparmi di mio figlio e della mia famiglia. Mi raccomando ragazzi, non uscite, state a casa. E questo è solo uno dei tanti appelli che sono arrivati, sono diventati anche virali e che troverete anche sui social network. Allora io vi ricordo che alle 19:30 avremo nella nostra edizione trevigiana
il governatore del Veneto Luca Zaia, quindi qui nei nostri studi, non perdete l'appuntamento insomma anche un po' per capire i nuovi aggiornamenti. E poi vi ricordo invece che su Antena 3 alle 20:25 la Zanzega con Ivan Gallo e Lele Maracassa alla scoperta delle bellezze storico-naturali di Padova. Si inizierà da Prato della Valle, la seconda piazza più grande d'Europa, per poi raggiungere il centro storico della Città del Santo. Accanto ai due conduttori ci sarà la giornalista Silvia Gorgi, che li condurrà tra le meraviglie architettoniche che hanno reso famosa Padova in tutto il mondo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo dinamico, come è consueto del resto che sia nel mese in corso. Venerdì 13 marzo non si esclude infatti una lieve instabilità. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto dappertutto e sarà possibile anche in giornata qualche piovasco, specie sui monti del Bellunese. Sarà in genere invece più asciutto altrove. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso, vedete, su tutti i settori, con occasionali precipitazioni in genere di debole intensità. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Condizioni di bel tempo invece sul Trentino Alto Adige, dove sarà maggiormente soleggiato. Temperature minime sui 3 gradi, massime decisamente calde fino a 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci.